Buongiorno, che ho fatto una piccola falsa partenza prima perché mi ero collegato in un altro gruppo, come diretta live, e vediamo invece di collegarci nel nostro gruppo, così che io riesco a condividere. Mi si di Enrico, però non vedo il mio. Vediamo un po' mentre aspetto la gente che mi saluta e mi scrive. Eccolo qua, condividi, ci siamo, nel nostro gruppo, cari amici. Quindi adesso lo condivido negli altri gruppi. Uno di qua, uno di là. Un attimo di pazienza, così quelli che arrivano possono già cominciare a salutare e a scrivere una domandina se vogliono. Il tempo che arrivo. Condivido sì, qua. Bene, saluto quelli che si sono aggiunti. Intanto sto condividendo. Ciao Barbara, intanto io sto condividendo i vari gruppi così che tutti possono vedermi e scrivere anche le domande se sono interessati. Mi raccomando, scrivete il nome e la data di nascita, perché se no non funziona, non riesco a collegarmi alla... Ciao Francesca, ciao Carmela. Se intanto volete fare già delle domandine, il vostro marietto intanto sta facendo conoscere al mondo che ci siamo attaccati online, durerà fino per mezz'ora. Quindi vediamo un po'. Soltanto mettendo nei vari gruppi, nelle varie pagine che mi permettono di postarlo, cari amici, un attimino e vediamo qua, dovremmo esserci quasi, ancora un minutino, perché ho fatto una falsa partenza, mi sono collegato a un gruppo che non mi dava la possibilità di condividere. Bene, penso che ci siamo tutti, bene, vediamo un po'. Vediamo un po' le domande. Allora, salutiamo gli amici che ci hanno raggiunto. Ciao Barbara, ciao Francesca, ciao Carmela, ciao Nerina, ciao Barbara ancora. Ah, ok, la Barbara ho già visto la domanda. Ciao Francesca. Eh sì, Barbara ho visto. Francesca dice, lo vedo molto nervoso, con me non capisco perché. Bene. Allora iniziamo subito. Aspetta che mi preparo. Bene. Mi preparo subito alle domande, quindi se qualcuno si collega adesso fate pure domande perché poi alle 4:30 sapete che il vostro marietto stacca. E vediamo un po' se la Barbara è Massimo, Barbara è 67 e Massimo del 66, se Massimo contatterà la nostra Barbara. Vediamo un po', lui del 66 e lei del 67. Vediamo un po' cosa dicono le nostre sibille chiacchierine. Blocco e domestico. Beh, diciamo che la partenza c'è qualche blocco, magari vedi, sono due carte impegnative. Sembra quasi che questa persona voglia, perché il domestico porta sempre messaggi, però ci sono dei blocchi che adesso andremo a analizzare insieme. Quindi, Barbara, io vedo che lui molto probabilmente vorrebbe qualcosina, vorrebbe, o anche tramite un amico magari contattati, però vediamo che ci sono dei freni molto importanti che sembra ancora tutto fermo, ma lui forse molto probabilmente un messaggio, un contatto lo vorrebbe fare. Guardiamo un po' adesso cosa dicono le nostre sibille. Disgrazia, sacerdote, militare, amica, leggerezza, amore, mercante, dottore. Vedere, vediamo un po', cerco di mettere le carte a favore di camera. Allora, vediamo un po' questo Massimo qui se contatterà la nostra Barbara. Allora, nel passato vediamo che c'è stato qualche blocco, qualche freddura, qualche cosa di segreto. Poi l'intervento forse di un'amica
che ha voluto bene, da lontano ha cercato di... Insomma, il passato non è stato, Barbara, glorioso, eh. C'è stato qualche frenata, qualcosa da mettere a posto, qualcosa fatto in segreto, un'amica che è intervenuta a mettere acqua sul fuoco perché se metteva benzina, chissà cosa succedeva, vista la disgrazia, e magari anche passionalità, però vediamo che il passato è stato veramente in salita. Ma vediamo il presente di questo Massimo, del contatto, se ci sarà. Beh, qualcosina qui sembra arrivare, però questo Massimo lo vedo un po' troppo tirchio di sentimenti, vuole prendere mai dare, un tipo che deve essere aiutato. Lui il sentimento ce l'ha, forse un po' troppo leggero, vedi qua la carta della leggerezza. Il sentimento c'è, però è carnale, molto vuole prendere e mai dare. E vedo che deve essere un po' aiutato, eh. E il contatto non dipende forse da lui, perché vediamo una donna che potresti essere tu che dovrebbe aiutarlo un attimino. Oppure questo contatto non dipende da te, è lui, però qui lo vediamo in una fase molto... mm, anche qui si vede che è un tipo che ha dei segreti, è un tipo strategico, un tipo che pensa più a se stesso che agli altri. E vediamo un po' il futuro, perché questa è la linea del presente, questa è la linea del passato. Il futuro però vediamo invece che ha dei pentimenti. Quest'uomo qui incomincia a avere dei pentimenti perché vedo che incomincia a pensare che ha fatto degli errori nei tuoi confronti nel futuro e capisci che eri una perla preziosa. Un regalo per lui e molto probabilmente questa è la carta del contatto, molto probabilmente fra 3-6 mesi ci potrebbe essere un contatto importante anche, però diciamo che nella linea presente è ancora un po' troppo chiuso su se stesso o vuole solamente prendere quegli uomini che vogliono prendere mai dare, quegli uomini un po' tirchi, che potrebbero dare di più insomma, no? E questo contatto molto probabilmente adesso non dipende forse anche da lui, forse anche questa carta qui che sta di... perché lui il sentimento forte ce l'ha, però è il suo stile, il suo personaggio che lo chiude dentro se stesso a riccio. E nel futuro però avrà molti pentimenti nei tuoi confronti, vedrà il passato, dirà molto probabilmente ho fatto qualche sbaglio con la mia Barbara. E ti vedrà come un qualcosa di prezioso e qui abbiamo la carta del contatto, sicuro ti contatta. Però poi come va a finire? Vediamo che non so se per atti di gelosia, di nervosismo, vedi, ci sarà un cambiamento, no? Dovuto a una persona di una certa età che lo influenzerà. Qui vediamo quindi il pentimento di non averti contattato, la capacità di capire che tu vali e quindi tac, ti chiama, qui sì, ti contatta di sicuro. Poi nasceranno delle gelosie e un cambiamento dovuto all'influsso di una persona più grande. E come va a finire? Beh, il contatto c'è, l'abbiamo visto. Ci saranno degli attimi di esuberanza, ancora abbiamo visto prima il messaggio, tu che svetti, e però qualcuno parlerà male. Io dico che il contatto c'è, e vedo che tu sei una persona che vale molto, vedi, e molto probabilmente sarai vittorioso su questo contatto, però devi stare attento che ci saranno delle persone qui, vedi, che parlano male, e, non so, mi sembra più che lui non abbia ben capito il valore tuo e non ha, cerca, si fa influenzare da troppi, perché vedi, qua è un tipo che si fa influenzare, anche qua è un po' superbo. Barbara, sì, ti contatta, però atti di gelosia, non so, mi lascia un po' l'amaro in bocca, come si suol dire. Mi sembra quasi che se ti contatta hai più da perderci tu che lui, proprio che lui a un certo punto capirà il tuo valore e altro che ti contatta, altro che. Bene, andiamo avanti con le prossime. Allora, vabbè, allora, sto Massimo qua sì ti contatta, però stai attento perché è un po' uno che vuole prendere e mai dare a livello sentimentale, sto dicendo a livello sentimentale. Oh, io non ho detto niente, cancella anche la domanda, non si sa mai. Bene,
Allora, Francesca, vediamo la domanda di Francesca, il 64, Matteo il 77, lo vedo molto nervoso, anche con me, non capisco il perché, grazie. Allora, Matteo del 77 e Francesca del 64. Vediamo un po', vediamo un po' anche le altre domande, se riesco mm, evaderle per... Allora, Francesca vede nervoso Matteo, e non capisce perché, se c'è qualcosina. Vediamo un po' il Matteo perché è nervoso con la nostra Francesca. Sibille chiacchierine, ditemi se Matteo è... Come mai Matteo è nervoso? Mm, con la Francesca, eh? Allora, riunione e sacerdote. Ai 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 ai. Qua, quando c'è queste due carte qua, sembra che in pentola ci sia da mettere a posto qualcosa con una persona che lui ha incontrato. Il sacerdote è sempre una persona che interviene nei casi in cui bisogna mettere a posto oppure può essere anche un momento di freddura fra una coppia, cioè quando c'è del freddo, quando arriva un momento di, come si suol dire, di stasi, quando di stacco, di stallo, ecco, il sacerdote è questa figura qui. E quindi potrebbe esserci un momento di freddura fra una coppia che si sta per riunire, ma vediamo meglio in dettaglio. Quantità, amica, lettera, domestico, cultura, mancia, allegria. Mm. Beh, allora, vediamo un po' questo Matteo del 77. Allora, qui nel passato hai avuto un intervento forse di un'amica, hai avuto dei messaggi, però non c'erano delle cose ben dette, ben chiare. E poi vedo questa persona qui che si attiva con dei messaggi, poi vedo una donna maritata, quindi nel passato ci sono state cose che potevano essere delle opportunità, però non erano ben chiare, non erano ben chiare, ti ha forse aiutato un'amica o forse c'era un'amica che ti voleva bene, ti voleva aiutare e vedo una donna maritata che in un certo senso è entrata in scena. Quindi nel passato ci sono stati delle cose che forse Francesca magari non ti ha mai detto, perché qui sei stata aiutata forse molto probabilmente da un'amica che ti ha comunicato delle cose, però non vorrei che entri in scena qualcuna, una moglie o una donna che ha stabilità. Quindi nel passato diciamo che c'erano delle cose che non erano chiare. Poi abbiamo visto anche al taglio una cosa molto importante, il sacerdote e la riunione, che è entrato in campo per mettere a posto qualcosa. Nel presente però vedo che sarà anche nervoso, però io te ti vedo fiduciosa, allegra e poi nel presente, Francesca, qui cade la fortuna su di voi, eh? Cioè, qui questa è una carta, una delle carte più belle, e poi ti vedo un'altra carta molto bella. Cioè, tu sei una donna fortunata in un certo senso, perché vedo che alla fine questo nervosismo fra te e lui andrà via, vedo allegrezza, fortuna, però riceverà o riceverai un messaggio che state aspettando, qualcosa di importante. Voi state aspettando un messaggio o aspetterete un messaggio o qualcosa di importante di ufficiale. E quindi io direi che questo nervosismo è dato forse dal passato che qualcosina non è stato proprio chiaro. Sono stati dei messaggi magari anche con un'amica, poi entra in scena una donna maritata, però ti vedo sempre fiduciosa, Francesca, e diciamo fortunata e riceverà il messaggio. Questo messaggio cosa conterrà? Un cambiamento, vedi? C'è il viaggio, o un viaggio da fare, un cambiamento. Potrebbe essere un viaggio lontano, perché c'è leggerezza, o un cambiamento che porterà un po' di leggerezza nella vostra unione, nella vostra conoscenza. Però questo messaggio sarà influito non da te o da lui, no? O da qualcun altro che potrebbe essere una donna maritata, non lo so. Comunque, diciamo così,
Il presente non ti devi preoccupare perché ti vedo stabile, allegria, ti cadrà un colpo di fortuna, io non so cosa vuol dire questo, poi tu sicuramente lo vedrai questo colpo di fortuna, e un messaggio che farà dei cambiamenti, un messaggio che arriverà da lontano che state aspettando e che non sarà nelle vostre possibilità, sarà qualcun altro che potrà prendere in mano la cosa. Però attenzione qui Francesca, perché qui entrano due carte importanti. Prima di tutto, questo messaggio che arriverà da lontano influenzerà un po' e ci saranno delle cose che dovrai mettere a posto con Matteo, questo Matteo. E poi vedo una rinascita, vedo che ci sarà un cambiamento che porterà prima una distruzione, poi una rinascita, e poi cosa si vede qua? Tu che dovrai lavorare molto, molto per ricucire, perché qui ti vedo fiduciosa in questo periodo qua. Poi arriverà questo messaggio che porterà un cambiamento che non sarà nelle vostre possibilità di gestirlo, gestirà qualcun altro. Questo modo di gestirlo porterà prima alla distruzione, grandi pesi, e poi di nuovo un riattacco col Matteo, proprio qualcosa di positivo. Quindi non vorrei che lui è nervoso perché sta aspettando un messaggio, una lettera importante, ufficiale, che cambierà molto probabilmente le sorti, che prima sarà una disgrazia e poi vi unirà ancora di più. E qui tu dovrai lavorare molto per garantirti il premio, perché sei una donna fortunata, cioè sei fortunata, è inutile. E quindi qui gran consolazione vuol dire che stai guardando il premio, no? La vostra unione, però qui è potenziale, devi ancora lavorartelo bene. E il finale com'è? Il finale è particolare perché vedi, ti vedo che ci saranno dei momenti in cui sarai abbattuta, una signora anziana cercherà di mettere una toppa, un aiuto, però vedi che vediamo di nuovo il sacerdote e qua malinconica. Quindi sono delle carte che non mi fanno presagire un finale glorioso, mi fanno presagire un finale che con questa carta qua sta indicare che devi mettercela tutta, perché questa lettera che insomma lo vedi nervoso e hai ragione, perché la fortuna sembra finire qui con voi e dopo nascere un momento di cambiamenti non dovuti molto probabilmente da voi, ma da una terza persona che prima cercherà di spazzare via molte cose, insomma, bisognerà mettere a posto le cose per poi un rinnovo rinizio, questo fra 6-9 mesi. E poi lavorare molto perché il potenziale c'è, sei una donna fortunata, però il finale fra 6-9 mesi mi dice che ci saranno dei momenti in cui di freddura, tu sarai malinconica, vedi? È una signora anziana che entra anche in scena, che insomma c'è qualcosa che effettivamente vedo Matteo preoccupato per qualcosa che succederà molto probabilmente nel futuro. Quindi attenzione, giocati bene la fortuna, che sei fortunata. Giocatela bene perché vedo Matteo che lo vedo preoccupato ma per qualcosa di veramente importante, perché sta aspettando una lettera, molto probabilmente, una comunicazione. Via, avanti prossimo. Allora, Elora, buongiorno Elora, adesso saluto gli amici, Vincenza, buongiorno, Katia, buongiorno, Alessandra, Annalisa, Noara, Barbara, Elisa, Anna e Vami. E non so se riesco a, perché ho 9 minuti ancora, faccio ancora, allora faccio ancora una o due sibille, vediamo un po'. Vincenza. Allora, Vincenza ci chiede se riprenderà la sua situazione economica. Vincenza del 73. Vediamo un po' per Vincenza se riprende la sua situazione economica. Vincenza se riprende la sua situazione economica. Sville gli ultimi Vincenza riprende la sua situazione economica. Alle grazie del cuore e gran signore. Beh, il taglio è favoloso, sembra quasi che ti aiuti qualcuno a riprenderti, Vincenzo 73. Sembra quasi che qualcuno voglia aiutarti, qualcuno importante. Allora, sì, il passato qua
Il passato lo vedo un po' impegnativo, Vincenzo. Allora, Vincenzo ti dico già che sei una donna fortunata, eh? Te lo dico già di partenza. Allora, nel passato ci sono stati degli errori grossi, e dei pentimenti. Avresti potuto fare molto di più, molto meno. Ti sei pentita di qualcosina e qualche contratto che non è andato bene, qualcosa che non è andato bene perché il contratto è mezzo fra due carte, una di pentimento che guardi il passato con cavoli, della serie si poteva far meglio su quegli errori, no? E il futuro vedo che il potenziale c'è, cioè tu hai le qualità, questa è una carta fortunata e quindi sta a indicare che il potenziale c'era, solo che forse per via di bugie o qualcosina non è stato scaricato a terra. Quindi qui nel passato effettivamente il lavoro, insomma, hai avuto dei momenti difficili anche se la qualità c'era, la qualità c'era, qualsiasi lavoro facevi, il potenziale c'era, solo che ci sono stati degli errori e magari dei contratti che potevano essere sfruttati o usati in un modo migliore. Nel presente vediamo che un'amica ci sta aiutando, insomma, sta cercando di aiutarti, sta cercando, certo non è come il gran signore, ma è un'amica che se gli metti a cuore il tuo bisogno, molto probabilmente riuscirà a darti una mano. E poi vedo anche una giovane donna che potrebbe anche darti una mano, però vedo anche gelosie. Un'amica di sicuro ti sta aiutando se capisce bene il tuo problema e cercherà con dei messaggi di aiutarti, magari. E poi vedo una giovane donna che non capisco se è una figlia, se è una collega, però è una tipa che o una tua situazione che della serie potresti fare di più, ma sei lì in stallo. E poi c'è della gelosia intorno a te, vedo che ci sono persone un pochettino gelose in questo momento qua. Quindi il passato, ok, hai bruciato qualche buona occasione, il presente hai vicino una persona femminile che ti sta ascoltando o che ti ascolterà nel presente e ti aiuterà. Vedo una donna che ha un grande potenziale anche giovane di aiutarti, però vedo delle gelosie maschili, attenzione, e un po' di nervosismo. Nel futuro invece vedo che positività, molta positività. Vedo che il lavoro dovrebbe incominciare o la tua situazione economica dovrebbe, dico fra 3-6 mesi, incominciare ad avere un colpo di fortuna, vedi, fedeltà, amore, molto probabilmente qualcuno vicino a te incomincerà ad aiutarti in modo serio e ti vedo anche certamente positiva. Mm. Poi diciamo che ci sarà un cambiamento e tu sarai molto speranzoso. Adesso magari sei un pochettino giù per via della disgrazia del passato recente chiaramente, però vedo che nel futuro, vedi, ci sarà un cambiamento importante e ti vedo sempre positiva. Salda, nei 6-9 mesi futuri ti vedo che ci sarà un bel cambiamento, no? Dopo questo periodo buio, in cui molto probabilmente riuscirai a fare qualcosa e anzi hai già un progetto di fare qualcosa e nei prossimi mesi, proprio perché ci sarà un cambiamento importante e già nei prossimi 3 mesi avrai un colpo di fortuna, qualcuno che ti è vicino che ti aiuterà. Ma al finale com'è per la situazione economica? Beh, la situazione devi stare un pochettino attenta, però vedi che c'è la fortuna e la vecchia signora, sono due carte molto importanti, e diciamo che hai allegria, malato in mezzo a fortuna e allegria, quindi sembra che si risolvano bene le tue situazioni economiche. C'hai questa carta che è in mezzo a due positive e quindi diventa l'ammalato guarisce. E quindi io direi che sì, la tua situazione economica dal passato prende un bel cambiamento. Nei prossimi 3-6 mesi dovresti cominciare a vedere qualcosina di positivo, Vincenza. Qualcosina di positivo e soprattutto l'aiuto di un'amica che ti sta ascoltando in questo periodo, ti ascolterà, che molto probabilmente prenderà a cuore un po' la tua situazione e cercherà di fare qualcosina. Vediamo. Katia, buon pomeriggio, sono nuova, mi chiamo Enza. Allora Katia non c'entra niente, si chiama Enza. Del 68, per favore. Allora, allora,
Enza faccio solo 5 carte per Enza, così adesso faccio 5 carte per fare più possibilità anche alle altre persone di ricevere una risposta. Tanto è una situazione facile quella della casa. Vediamo un po' Enza del 68 se riesce a vendere la casa. Sibille, ditemi se Enza riesce a vendere la casa. Così riesco a fare più in fretta, più risposte, cari amici. Sibille, ditemi se Enza riesce a vendere la casa. Allora, ti vedo sospirare, Enza. Guarda un po' se le Sibille ti vedo sospirare. Per che cosa, Enza? Per la casa. Vedo che vedo che sospiri molto, che sei insomma rattristata, che vedi che magari si poteva fare qualcosa di più per venderla. Facciamo 7 carte, via. Fortuna, il nemico, conversazione, belvedere. Allora, la tristezza l'abbiamo vista, c'è. Però diciamo che non è tutto negativo qua, sembra quasi quasi il nemico anche che c'era, diciamo che se ne va via perché la fortuna la conversazione sono due carte positive, quindi io direi che questo aspetto del nemico, se c'era qualcuno che frenava, si dissolverà, ma non dipenderà da te, Enza, la vendita a casa, dipenderà da qualcun altro. Mm? E molto probabilmente entra in scena una persona saggia e poi ti vedo molto positiva, molto forte. Questa è una carta delle persone che valgono. Quindi se diciamo siamo partiti con una situazione che sospiravi, avrai un colpo di fortuna dove il nemico che cerca di frenarti svanirà, no? Il nemico che potrebbe essere la situazione e incomincerai a parlare per vendere questa casa e qualcuno interverrà oltre a te, magari una persona anziana, una persona saggia, a darti una mano per vendere. Qui ti vedo vittoriosa, però attenzione alle gelosie. Quindi io direi alle gelosie e al nervosismo. Io direi che queste carte qua ci stanno a indicare che c'è una bellissima possibilità data dall'aiuto di un'altra persona di vendere la tua casetta. In questo momento è vero, se aspiri per la casa, ma nel futuro la fortuna incomincerà a mettere a tappeto un nemico e quindi avrai comunicazione con tante persone, arriverà una persona che molto probabilmente deciderà di aiutarti e con l'aiuto anche di una signora che saggia avrai la vittoria. Poi stai attenta a chiaramente qualche persona che magari è gelosa. Cari amici, faccio l'ultima, vediamo un po' perché purtroppo fa un po'. Allora, Alessandro, buon pomeriggio. Vorrei sapere se perché è un periodo così bloccato per me sono io che sbaglio qualcosa o fa parte del mio percorso. Alessandra del 1980. Vi ricordo che domani sera il Degare Marietto Veneziano sono insieme sul canale Marietto Veneziano e domani alle 4 sono ancora qui. A chi non sono riuscito a rispondere, se si ricollega domani sempre in Face, io sono qui per voi. Quindi rispondo a Alessandra, poi penso che non riesco. Allora, vediamo Alessandra se sono io che sbaglio. Se sbagli tu qualcosa è un periodo, no? Vediamo un po', sempre 7 carte per farla più veloce, così che posso rispondere. Allora, bambino, no, non sei tu che sbagli, c'è qualcuno che ti attacca, vedi? E ti ha già attaccato e ha fatto nascere qualcosa di non positivo, vedi? Una donna, molto probabilmente, Alessandra. Forse fa parte del tuo percorso? Guardiamolo. Vediamo un po'. Comunque sei stata attaccata. Vedovo, disgrazia, messaggero, donna in servizio. Allora, guardiamo un po' la situazione dell'Alessandra, dell'80. Allora, effettivamente qualcosina da mettere a posto, Alessandra, c'era, e vediamo che stai attendendo forse una lettera o ti arriverà una lettera perché è accaduto qualcosa che ha bloccato tutto. Ma il futuro io lo vedo che sta in crescendo, sta in crescendo, forse con l'aiuto anche di qualcuna che ti aiuterà certamente a livello professionale
E poi vedo che i tuoi sforzi che hai fatto nel passato, perché qui si vede che magari hai rimpianti per qualcosa che potevi far meglio, vedo che nel futuro qui saranno ricompensati, perché vedi, il pescatore, la rete, sei tu che hai lavorato e guadagnerai un premio. E in questo periodo qui, vedi, c'è l'ammalato, però c'è anche consonanti sorpresa. Qui sono uscite le due carte, fanno parte di un trittico con la fortuna delle tre carte più fortunate delle Sibille. Quindi diciamo che con l'aiuto di una persona che ti starà vicino, molto probabilmente incomincerai questa malattia a trasformarla in una guarigione e raccoglierai i premi. Però attenzione che non devi dormire sugli allori. Quando uno cresce si deve sempre ricordare da dove è venuto. Tu sei venuto da qua, da una situazione veramente impegnativa dove hai avuto dei blocchi, però vedo che con l'aiuto e col lavoro grande e l'aiuto anche di una donna riuscirai a ribaltare la situazione. Però questa carta ci sta a indicare che non devi dormire sugli allori quando uscirai da questa situazione pesante. Perché vali, c'è il tuo premio, però devi in un certo senso saperlo gestire. Quindi Alessandra, penso che ce la farai, non è un periodo così, è un periodo in cui hai avuto dei blocchi, ma riuscirai tramite un messaggio, una comunicazione, a ribaltare la situazione perché qui ci sono delle carte che fanno capire che sei una persona che ha qualità e valore. Bene, cambierà comunque. Bene, cari amici, vi ringrazio di essere stati qui con Marietto. Vi rinnovo l'invito domani alle 16 oppure domani sera alle 21 al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano con il legale Marietto Veneziano. Grazie, cari amici, e alla prossima. Ciao.